quindi abbiamo su questo progetto inquadrato quelli che sono i grandi cambiamenti a livello geopolitico che poi di riflesso sono anche geoeconomici. Udine torna al centro della riflessione geopolitica e geoeconomica con il lancio della quarta edizione di Open Dialogues for the Future 2026, il forum internazionale ideato e promosso dalla Camera di Commercio di Pordenone Udine. Le prospettive di semplicemente cancellazione del debito non sono più attuali. La Cina, che è il principale paese creditore, non è disponibile, non c'è una spinta dagli Stati Uniti. C'è stata una spinta dalla Santa Sede, ma non è sufficiente. Quindi si lavora sulla durata del debito. La visione di un progetto che da 4 anni mira a portare il territorio friulano al centro del dibattito, il cuore di questa anteprima, è dedicato a una prima analisi degli scenari internazionali. Dico sempre che è bello vedere Udine, vedere il Friuli Venezia Giulia, ospitare la quarta edizione di questa bellissima iniziativa dove i panel sono dei panel assolutamente di prim'ordine con degli ospiti importantissimi. Durante l'incontro sono stati delineati i pilastri tematici che caratterizzeranno l'edizione del 2026 focalizzata sulla gestione del disordine globale e sulla costruzione di nuovi equilibri. I dementi che hanno governato finora il mondo sono in qualche modo o pentiti o usciti. Un tavolo per essere stabile deve avere almeno 3 gambe. America, Europa e Cina. Quindi io penso che l'Europa abbia una situazione in prospettiva positiva. Certo deve far fuori quelli che l'hanno governata finora e i popoli sceglieranno diverso.